Buonasera a tutti e benvenuti alla puntata delle feste di Coralia Live, i nostri cocktail corali dell'Usci Friuli Venezia Giulia, che sono stati introdotti, come avete visto anche oggi, dai Vocal Cocktail, in questo caso in una versione molto natalizia, come molto natalizi siamo anche noi. In realtà ci stiamo avvicinando a Capodanno e in queste feste effettivamente siamo stati un po' diversi dal solito, noi coristi, direttori, compositori, perché si sa che le feste di Natale sono un po' la Champions League dei cori, cioè non si può stare in panchina, no? Tutti vogliono giocare in qualche modo e vogliono partecipare con i loro concerti, con delle esibizioni, con dei progetti speciali. Quest'anno non è stato possibile in forma tradizionale, però i cori sono stati molto creativi in tutto questo 2020 e le feste non hanno fatto difetto in questo senso. Quindi vi parleremo un po' di cose che abbiamo visto sul web, cose nate in questi giorni dall'Italia, dal mondo, con degli ospiti veramente speciali, perché questa è una puntata speciale che non si svolgerà come al solito con la nostra successione di rubriche, ma ci sarà moltissima musica che condivideremo con i nostri coautori e con gli ospiti che tratteranno argomenti molto diversi tra di loro. Tra i nostri ospiti avremo l'ospitone internazionale, in questo caso sarà il professor Michał Sławecki, preside della Facoltà di Musica Sacra dell'Università di Musica Chopin di Varsavia, ma soprattutto un grandissimo amico dell'Usci Friuli Venezia Giulia e docente dei nostri corsi Verbum Resonance. Poi avremo con noi Alessandro Cadario, notissimo come direttore d'orchestra, di coro, compositore, arrangiatore e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo visto anche su diversi palcoscenici molto importanti negli ultimi mesi. Siamo particolarmente felici che sia qui con noi perché ci parlerà di un progetto che ha condiviso ancora una volta con Feniarco. E poi avremo Caterina Chittaro, la voce in questo caso dell'Usci Friuli Venezia Giulia, dei nostri cori che hanno fatto dei progetti, che hanno realizzato delle cose particolari. In questo caso si parlerà di Natale e solidarietà, quando la voce dei cori, diciamo così, fa bene al cuore. Poi con noi ci sarà Carlo Berlese, non poteva essere diversamente, visto che è l'ultima puntata di Coralia Live, l'ultima anche di quest'anno, quindi sarà con noi il presidente dell'Usci Friuli Venezia Giulia. E chi ci sarà in studio? Ovviamente, oltre a me, il nostro regista Pier Filippo Rendina, che già ringrazio per queste bellissime decorazioni anche nei loghi, e poi avremo Marco Obersnel, in questo caso anche in rappresentanza del gruppo Spritz for Five, poi avremo anche Lucia Vinzi e proprio con Lucia Vinzi inizieremo questa puntata per andare un po' indietro nel tempo e capire come suonava il Natale nel Medioevo. Ciao Rossana, grazie e buonasera. Buonasera a tutti e soprattutto benvenuto a Michał, che tu hai già presentato con tutto quello che mi ero preparata io, per cui io aggiungerò solamente che oltre ad essere davvero un amico dell'Usci di lunghissima data e siamo molto contenti di averlo con noi e lo ringraziamo per aver accettato di essere con noi questa sera. E Michał è anche organista, direttore di coro, gregorianista soprattutto e difatti noi questa sera parleremo di canto gregoriano, parleremo di liturgia, ma parleremo anche di altre cose che non voglio anticiparvi. Introduco solo brevemente l'argomento dicendo che se l'anno scorso ci avessero detto che avremmo passato un Natale di fatto senza cori, avremmo pensato no, una cosa assolutamente impossibile. E il rapporto tra il Natale, il canto, il coro è praticamente inscindibile, no? I nostri cori, tutti i cori cantano a Natale, cantano nei concerti, ma anche nelle celebrazioni, nelle liturgie.
Le liturgie natalizie di solito però sono più caratterizzate da canti tradizionali più che da canti liturgici veri e propri, no? Non è come a Pasqua dove la letteratura corale è vastissima e anche abbastanza di dominio dei cori, no? A Natale si cantano le cose tradizionali, però la tradizione gregoriana ci restituisce una ricchezza molto grande, insomma, sia dal punto di vista sì, liturgico, teologico, ma musicale soprattutto. No? Il messale romano prevede ben tre messe per la celebrazione del Natale, la messa in nocte, quella dell'alba e quella del giorno di Natale. Come nasce, Michał, questa tradizione? Quando? Come si sviluppa? Cosa significa? Perché tre messe? Buonasera a tutti, Cosa possiamo dire ai soprattutto nostri? grazie per l'invito, per me è un grande piacere, una grande gioia. Allora, prima di tutto vorrei accennare all'inizio delle festività natalizie, come sono nate, insomma. Natale è, accanto alla Pasqua, la festa più antica del cristianesimo, anche se per i primi 3 secoli non si celebrava come festa liturgica. Il Natale del Redentore veniva considerato proprio come un fatto storico. Si potrebbe dire che più contava il mistero dell'incarnazione che il giorno proprio in cui questo è avvenuto. Si sapeva dell'esistenza di una grotta a Betlemme, dove secondo la tradizione nacque il Gesù, e poi si costruì sopra questa grotta grande basilica. E a partire dal IV secolo si può già parlare della costituzione e della celebrazione della festa di Natale. Si è scelto il giorno di 25 dicembre, per la prima volta appare nei testi di Ippolito Romano, e nel calendario il primo calendario liturgico che esisteva, scritto nell'anno 335-336. Però non sappiamo esattamente come erano all'epoca le celebrazioni. Cioè, quando vogliamo prendere nella mano le prime fonti storiche liturgico-musicali, per fare allusione alle tre messe, cioè queste fonti che noi chiamiamo pneumatiche, ancora senza notazione musicale, che contengono soltanto il testo ben preciso, però con divisione anche precisa per quanto riguarda le forme liturgico-musicali e anche la modalità, quindi i testi destinati al canto. Queste fonti risalgono al VII-VIII secolo e da lì sappiamo che esistono già 3 messe del Natale. Come hai già detto tu, messa della notte, messa dell'aurora e messa del giorno. Tutto viene preceduto dalla grande vigilia, dalla messa della vigilia, quindi in poche parole, per un solo giorno del 25 dicembre abbiamo ben 4 formulari della messa, una ricchezza straordinaria. Se posso continuare, tutto viene legato Sì, certo, continua, no, io non ti simbolicamente. interrompo. Ah, bene, bene. Tutto viene Sì, vai. legato simbolicamente anche con l'Avvento, che viene istituito, inserito nella liturgia qualche secolo dopo, dove nell'Avvento, come sappiamo bene tutti, dal 17 dicembre si cantavano, o anche si cantano oggi, le grandi antifone del Magnificat. Quando prendiamo le prime lettere di ogni antifona e mettiamo in seguito tutte insieme, però leggiamo da rovescio, proprio da dietro. Ecco, ci danno subito un messaggio, ero cras, cioè sarò domani. E quindi tutte queste messe, celebrazioni natalizie, sono legate con la parola oggi, domani, ci sarà, proprio così. Una cosa molto molto interessante dal punto di vista musicale, della musica, è che appare la parola oggi subito nell'introito della messa nella vigilia, con la melodia, una specie del richiamo, oh, die, e viene sospesa così, e non termina,
in questo senso, odie. E poi quando si passa alla messa dell'aurora, abbiamo la stessa parola oggi, odie, un po' più sviluppata, come se scendesse il Gesù bambino dall'alto. Odie. E poi andando avanti nel nostro repertorio, si completerà questa parola nella messa della notte. Odie, odie. Tutta parola bella completa, chiusa, diciamo, con un'unità verbale melodica. Sono le cose molto simboliche, ma diciamo che il repertorio natalizio è pieno, pieno. Per esempio, la parola domani è presente anche nella vigilia, dove cantiamo Crastina Die. Domani sarà cancellata l'iniquità della terra. E poi esiste anche un altro legame che abbraccia la messa della vigilia e la messa del giorno. La parola, o tre parole, meglio tre parole, salutare dei nostri. Salutare dei nostri. Prima appare nel comunio revelabitor. Si rivelerà la gloria del Signore ed ogni carne vedrà la salvezza del nostro Dio. E poi nell'ultimo comunio viderunt omnes fines terre. Tutti i confini della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio, con la stessa melodia, con la stessa composizione. Vuol dire un legame, un richiamo molto molto forte. Allora, queste festività sono piene del repertorio significativo dal punto di vista dei contenuti teologici, ma anche bello repertorio, bello dal punto di vista musicale. Introito è l'Alleluia Dominus Dixit ad me, per esempio, con un passaggio testuale molto insolito. Normalmente prendiamo i testi dal libro dei Salmi o testi profetici. Qua abbiamo la situazione nella quale il Dio parla al suo figlio. Il Signore mi ha detto, tu sei il mio figlio, io oggi ti ho generato, o meglio creato. Per esempio, il comunio in splendoribus sanctorum, tra splendori della santità, dal grembo, prima della stella del mattino, ti ho generato. Di nuovo sono le parole del nostro Dio che parla al suo figlio. Poi abbiamo i temi molto, molto significativi, interessanti, come il comunio Exulta figlia Sion, exulta figlia di Sion, innalza la tua lode figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene santo e salvatore del mondo. O ancora il giorno del Natale, con la melodia tipica Alleluia, Dies Sanctificatus, un giorno santo sia acceso di luce per noi, venite popoli, e adorate il Signore perché oggi è scesa una grande luce sulla terra. Questi esempi si possono moltiplicare, ma forse più riconoscibile rimane l'introito della messa del giorno. Dico forse perché tutti, quando si parla del Natale, vedono subito il brano Puer natus est nobis. È una composizione molto antica, testimoniata da tutte le fonti del cosiddetto antifonale Missarum Sextuplex, quindi dal VII-VIII secolo, per quanto riguarda il testo, e poi 150 anni dopo per quanto riguarda le prime composizioni melodiche. Proviene dal periodo classico delle composizioni gregoriane e osserva tutte le regole del periodo classico, cioè ogni parola riceve l'accento elevato, l'accento acuto, quindi è una sostanzialmente caratteristica della composizione gregoriana che l'accento viene dato dalla composizione proprio, non c'è bisogno di fare nessun tipo di interpretazione, basta solo cantare. Il testo dice del questo introito, ci è nato un bambino e ci è stato donato un figlio, il suo dominio è sulle sue spalle e sarà chiamato Angelo del Gran Consiglio. Anche avremo possibilità di ascoltare questo brano. Ok, forse faccio qua la virgola. Sì, sicuramente.
Fai la virgola. No, io se ti posso chiedere solo questo, a me sembra che questo introito sia un po' il culmine, no? Cioè si arrivi come una tensione che arriva e questo annuncio proprio con questo splendido salto di quinta poi, no? Che è all'inizio, Certo. che è come una liberazione. A me è sempre dato questa impressione, un po' il centro di tutte queste tre celebrazioni quattro in realtà con la vigilia, che si susseguono in un tempo brevissimo, ecco. Io so che tu hai portato qualcosa da ascoltare, ma cioè, hai portato l'introito Puernatus da ascoltare, che poi cantato mi pare proprio da uno dei cori che tu dirigi, no? Un gruppo femminile, giusto? Sì, è vero, è vero. Anche questo brano è stato inserito dentro del disco che abbiamo inciso. Un disco con cui abbiamo vinto anche qualche premio in Polonia, però quello che vi voglio parlare, cercate di sentire queste regole classiche nell'esecuzione e anche nella composizione di cui vi avevo parlato. Tu, Lucia, hai perfettamente ragione. Tutta la liturgia dice domani verrà, poi ci sarà una grande luce e poi alla fine, nel centro delle celebrazioni natalizie, il bambino ci è stato dato. Ecco, annuncio prima di tutti i secoli è la cosa che succede qui e adesso, insomma. Quindi simbolicamente, anche non simbolicamente, anche si può toccare questo mistero dell'incarnazione del Gesù. Eh sì, io direi che possiamo ascoltarlo. Pier Filippo, se la regia ce lo fa sentire. Credo ci sia anche un video, vero?
Grazie Mico per questa veramente bellissima, bellissima esecuzione. Io sono stata attenta, come hai detto tu, l'ho sentito migliaia di volte, però questa volta veramente ho colto proprio la classicità, ecco, delle forme di questo. Veramente molte grazie di questa esecuzione. Intanto vedo che sono comparsi anche Marco e Rossana, quindi potete tranquillamente intervenire anche voi in questa conversazione, che adesso vorrei un po' spostare. Prima ho detto che i cori sono avessi a inserire questi brani tradizionali, anche di origine popolare, nelle liturgie o comunque nei concerti di Natale. Io so che la Polonia è ricchissima di queste tradizioni, non possiamo lasciarti andare via senza chiederti qualche cosa di questo, insomma approfittiamone, perché se non l'avete, immagino l'abbiate capito, però Michał è naturalmente in collegamento da casa sua, che si trova a Varsavia, vero, in Polonia, quindi insomma approfittiamo di questa cosa. Vai. Allora, per dire in poche parole, brevemente, il tempo del Natale è talmente breve che alcuni paesi hanno cominciato a creare di non avere tempo, ecco. E quindi hanno cominciato a creare molte composizioni del tipo popolare, tra cui la Polonia. Noi potete immaginare, in Polonia abbiamo più di 900 delle composizioni natalizie popolari. La maggior parte di essi si possono cantare tranquillamente in chiesa durante la celebrazione eucaristica, perché parlano della culla, del piccolo Gesù bambino, dei panni, alcune sono ninne nanne, raccontano le storie dei pastori guidati dalla luce della stella, parlano della Madonna, quindi parlano anche delle cose serie, non soltanto sono le storielle, diciamo, solite. Nel frattempo abbiamo anche, perché il tempo del Natale termina con la festività dell'Epifania del Signore, e nel frattempo abbiamo anche solennità della Maria Santissima Madre di Dio, quindi migliaia di ninne nanne per questa festività abbiamo creato, Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, quindi potete immaginare che il Gesù non riesce a addormentarsi, viene disturbato da tutti animaletti, quindi bisogna cantargli la ninna nanna, in poche parole. Comunque, come ho detto, la maggior parte dispone dei testi di queste canzoni, dispone dei testi molto seri, anche del certo contenuto teologico. Hanno molte strofe, quindi vengono cantate da noi fino al 2 febbraio, quindi per tutto il mese di gennaio. Ancora abbiamo questa possibilità. Certo. Bene, grazie mille Michał per questa cosa. Cosa dite? Possiamo continuare? Intanto ti ringraziamo sicuramente ancora, l'ho già detto più volte, ma lo ribadisco perché è stato veramente un intervento che posso dire necessario per riportarci un po' a quella sacralità, a quella insomma che un po' ci è mancata, mancandoci l'aspetto musicale, almeno personalmente, per quest'anno. Quindi grazie molto di essere stato con noi, ti aspettiamo alla fine per i saluti finali e io direi che possiamo proseguire con i prossimi ospiti, che mi pare siete voi due, Rossana e Marco. Io vi ringrazio tantissimo. Quindi vi lascio il campo. Grazie veramente. Anch'io ringrazio Michał che ci ha fatto venire molta nostalgia, perché tra di noi c'è anche chi canta in gruppi gregoriani e quest'anno non ha cantato, ovviamente, però questo sia anche un invito magari alla prossima edizione di Verbum Resonans, che sono i seminari internazionali di canto gregoriano, che sono un fiore all'occhiello dell'Usci Friuli Venezia Giulia ormai da molti anni, e Michał è uno dei docenti, quindi avete avuto un assaggio di quello che potete vivere in questi corsi veramente meravigliosi che creano un'atmosfera particolare, molto speciale, come è stata anche quella all'inizio della nostra trasmissione.
E giustamente, ecco, anche si parlava della tradizione, che la tradizione europea del Natale è fatta di ninne nanne, musicalmente parlando, perché è legata comunque anche a un contesto religioso, prevalentemente cristiano, chiaramente, e quindi è cattolico in molte parti, quindi la tradizione è molto diversa da quella che è diventata oggi invece la nostra tradizione, parte della nostra tradizione, perché ascoltiamo moltissima musica di ambito anglosassone che non parla del bambino Gesù, della stalla, del bue, dell'asinello, dei pastori o degli angeli, ma parla di renne, di slitte, di Santa Claus, sempre di San Nicolò si tratta, che arriva in città magari. Ecco, specifichiamo che è sempre San Nicolò. E proprio se parliamo di questo repertorio molto amato dai nostri cori, è molto amato anche dai gruppi vocali. Adesso faremo una virata bruschissima dopo questo avvio medievale, perché abbiamo con noi il nostro coautore e co-conduttore Marco Obersnel, che nella vita fa anche appunto il cantore, fa l'arrangiatore ed è uno degli Spritz for Five. Ed è un gruppo che ha partecipato a una cosa particolare. Ecco, vi chiederete, ma in questo momento come si fanno i festival? Beh, potrebbe raccontarcelo anche Marco, perché ha partecipato a un festival, la prima edizione virtuale di un festival che in realtà esiste già da quasi 15 anni. Prima si chiamava Pop Jazziada, adesso si chiama Ljubljana Vocal Festival, e vicino a noi, a Ljubljana, ed è un festival organizzato dal gruppo Jazzva che a pochi passi da casa nostra offre una volta all'anno un festival meraviglioso dedicato soltanto ai gruppi vocal pop, vocal jazz, rock. Raccontaci un po' però come si è svolta la prima edizione virtuale. Beh, innanzitutto ciao a tutti, sono felice di questa puntata speciale e vedete che i miei assistenti hanno insistito per essere tutti presenti oggi. Ci sono tutti. Si sono moltiplicati, vedo. No, sono quelli che ci sono sempre stati, però volevano esserci tutti insieme per la puntata finale, giustamente. E volevo ringraziare Michał e Lucia perché è stato veramente un intervento importante, che secondo me è molto importante anche per ricordarci qual è il fulcro della musica, cosa vuol dire provare emozioni con un'unica melodia costruita ad arte, con giusto riverbero e cantata con delle voci che cantano bene. Ecco, quindi ci tenevo a dire questo, perché poi da qui, da questa purezza, possiamo costruire le polifonie, quello che vogliamo. Però se manca la purezza del suono in sé, diventa difficile, poi diventa quasi costruire degli ornamenti su una torta che però di base ha la panna un Gli po' ingredienti acida. non sono buoni, esatto. Esatto. Adesso torno al punto della domanda. Allora, Ljubljana Vocal Festival, noi come Spritz for Five ci avevamo partecipato, non mi ricordo mai le date, mi pare nel 2016, live, perché era ancora Pop Jazziada, se non sbaglio, ed è un festival veramente straordinario, organizzato dai Jazzva, che salutiamo, anche hello Jazzva. È un festival incredibile perché appunto racchiudono tantissimi gruppi vocali, prevalentemente sloveni, che hanno una tradizione vocale incredibile. La Slovenia ha una tradizione vocale sia dal punto di vista corale, sia dal punto di vista anche di gruppi vocali straordinaria, ma anche con ospiti da fuori. Noi avevamo conosciuto i Jazzva a Trieste in un concerto al Teatro Sloveno che avevamo fatto insieme a loro, e abbiamo fatto amicizia e ci hanno invitato al festival. È stata veramente una bellissima esperienza. Quest'anno, questa situazione è un po' particolare, diciamo, i Jazzva hanno detto: noi facciamo lo stesso il festival, facciamo l'edizione online. Quindi praticamente hanno creato su Facebook un evento, non so come funzionano ste robe moderne, i social network, però, insomma, loro che sono i giovani di oggi hanno creato queste cose pazzesche con i social, virtual, cose live, che praticamente mandavano dei live in prima visione che poi restavano sulla pagina del Ljubljana Vocal Festival. E quindi ci hanno mandato una mail, visto che noi comunque
come Spritz siamo stati fermi per tanto tempo, per vari motivi, però insomma ci hanno detto, ma senti, non è che cantate ancora, potete fare questa cosa? E noi abbiamo detto, ma perché no? Solo E che cosa come avete proposto? Cosa no, avete deciso di cantare? allora, innanzitutto non sapevamo assolutamente cosa fare. Le indicazioni erano: fate quello che volete perché vogliamo fare bella musica, vogliamo divertirci, vogliamo mandare video belli. Allora noi tipo: "Okay, aiuto". Quindi ci siamo un attimo ritrovati, avevamo pochissimo tempo perché abbiamo avuto 2 settimane per fare tutto, e quindi registrare video, audio, tutto, e che sono pochissime, ve lo assicuro. E quindi abbiamo deciso di fare una cosa semplice ma efficace. Abbiamo coinvolto la nostra coreografa, Marta Keller, che studia a Barcellona in questo momento, e eravamo ognuno a casa nostra, quindi io e Piero Rocco stiamo a Trieste, Mattias sta a Ljubljana, è triestino però abita a Ljubljana da un po', e Nicola sta a Roveredo in Piano. E quindi ci siamo sentiti virtualmente, perché è tutto virtuale quello che si fa. Abbiamo detto: cosa facciamo? Abbiamo deciso di fare 2 brani. Un brano è il nostro più rappresentativo, forse, che è il nostro singolo, Calypso, che è stato quello che abbiamo scritto noi, è stato quello singolo che abbiamo tirato fuori dall'EP del 2015. E poi un brano natalizio. Brani natalizi in realtà ne avevamo pochi, ma abbiamo ripescato un arrangiamento dei Real Group che avevamo già cantato nel 2014 noi, che abbiamo fatto il concerto al Teatro Rossetti a Trieste. E Real Group, che sono il mio gruppo vocale di riferimento, sono sempre stato il mio gruppo vocale di riferimento da quando li ho sentiti al Festival Europa Cantat a Torino nel 2012. Mi sono innamorato follemente della musica vocale e già avevo iniziato ad addentrarmi quando abbiamo fatto i corsi con, guarda caso, Alessandro Cadario a Roveredo. Quindi mettendo insieme i corsi con Roveredo, in cui ho iniziato anche a capire com'era la musica vocale, a arrangiare le cose pazzesche, e poi il Real Group, ho detto ok. Quindi un omaggio ai Real Group l'abbiamo ritenuto doveroso farlo. Quindi abbiamo preso il loro arrangiamento, l'abbiamo riadattato un po' a 5 voci maschili e non a 3 più 2. E quindi niente, abbiamo deciso di creare, anche per creare un'atmosfera appunto più contenuta, per non fare un brano natalizio troppo sentito, per fare un brano natalizio però molto bello, molto intenso e molto intimo. Cioè noi come gruppo siamo un gruppo che spesso puntiamo anche sulla ritmica, su giochi basso batteria. Abbiamo Nicola che è un batterista vocale formidabile, per dire, quindi può fare assolutamente quello che vuole. Però proprio per riuscire a creare un'atmosfera più intima, come intimo è stato questo Natale, ma di luce e di speranza. Io non ho fatto la regia del video, quindi il merito va a Piero, Rocco e Marta. Deciso di creare un'atmosfera con candele, con il buio che però porta la luce in qualche modo, no? E quindi un Natale in cui dobbiamo stare noi con noi stessi, con i nostri cari più stretti. Perché? Per il bene di tutti, perché questa è una pandemia globale che sta uccidendo un sacco di persone, e quindi noi dobbiamo capire che bisogna stare in casa e festeggiare nel modo migliore, E insomma. qui esce come sempre il medico che è in te, che in ogni puntata noi riconosciamo. Comunque adesso Effettivamente. escono i vaccini, mi raccomando, vacciniamoci per vi prego tutti gli ascoltatori, vacciniamoci per il Covid appena si può. Ok, bene, scusate. Appena possibile, esatto. E senti, invece, ritornando a questo, noi parleremo anche in seguito poi di quelli che sono video natalizi usciti in questo periodo. Effettivamente è una tendenza molto diffusa a livello internazionale quest'anno creare dei video forse un po' più statici e sicuramente molto intimi come atmosfere, molte luci e brani magari un po' più lenti, ecco. È interessante, quindi hai ripreso effettivamente un pensiero che avevo fatto proprio guardando un po', navigando nel web. E ultima cosa, prima di ascoltare ovviamente il brano, ecco, cosa vuol dire, soprattutto in un gruppo vocale, registrare in questo modo? Quindi, perché effettivamente io mi immagino quando c'è un coro di 100 persone, in qualche modo quello che fa, cioè sbaglia qualcosa cantando da solo perché non ha la percezione del gruppo, chiaramente quando canta nella sua stanza, no? Ecco, magari si confonde, ma in un gruppo vocale, ecco, è più difficile? Sì,
È molto difficile in particolare con un brano come quello che sentirete, che non ha un metronomo. Cioè non ha un metronomo fisso. In un brano con un metronomo, uno ha un metronomo e quindi sa che deve andare a tempo, sa che ha la sua parte e la canta. È comunque molto difficile da tutti i punti di vista. Dal punto di vista della registrazione dipende dai mezzi che uno ha. Io per fortuna ho un microfono, un programma per registrare, quindi riesco a farlo abbastanza bene, ma per esempio Mattias, Piero non ce li avevano, hanno dovuto registrare con queste cuffiette in un unico take per forza. Cioè, o la fa o la spacca, se sbagli la penultima battuta, devi rifare tutto da capo. Ciao. E quindi buonanotte. E in particolare per The World for Christmas, che non ha un click fisso, quello che è stato fatto, l'ha fatto Nicola, che è il nostro, come si dice, sound engineer, e quello che poi ha fatto tutto l'editing, il mix, il master. Praticamente cantando lui anche la parte da solista in questo brano, c'è la voce principale, quindi cantando la voce principale, dopo aver cantato ha generato un metronomo variabile sopra, e quindi noi abbiamo cantato su questa traccia guida. Quindi praticamente la difficoltà sta innanzitutto nel fare una registrazione qualitativamente buona dal punto di vista dell'audio, e quando la persona riceve 5 registrazioni, naturalmente deve riuscire a livellarle tutto allo stesso livello, vedere se c'è una parte rumore di fondo e l'altro no, registrazioni in casa comunque sono un po' problematiche. E poi una cosa che si può fare eventualmente è eseguire il double track, vuol dire che io registro 2 voci e poi le metto insieme, però una voce più forte dell'altra, pannate una a destra e una a sinistra, lo sto semplificando un po'. E questo è molto utile perché migliora la qualità del suono senza aggiungere effetti, senza intonare artificialmente cose, no? Naturalmente è complicato. E poi la parte complicata era anche il video, perché il video, mettendo le coreografie, se io faccio il video facendo con la candela, come vedrete, sbaglio perché lo faccio prima o dopo, allora devo fare tutto da capo il video. Oppure a un certo punto mi cade la cera sui pantaloni, faccio e dico no, di nuovo. È stato molto divertente. Beh, ma in tutto questo anche veramente un pensiero a tutti quelli che poi fanno i montaggi, perché guarda, quest'anno, proprio sperimentando questo nuovo modo di far coro, così, giuro che io preferisco organizzare 10 concerti tradizionali piuttosto che continuare a fare cose del genere, perché richiedono talmente tanto lavoro e fatica e senza poi quella bella soddisfazione in realtà di cantare insieme alle altre persone davvero. Però del resto abbiamo trovato però delle soluzioni veramente utili per... E poi mi piace che comunque in tutti questi, cioè dall'inizio della quarantena a marzo, che iniziavano a uscire i primi video in cui c'erano i quadratini e le persone che cantavano così la 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 la, adesso dove ci sono dei video con una regia, con una coreografia, con delle luci, con dei movimenti, riusciamo a dare una importanza anche visiva, pur non potendo essere live, però riuscendo appunto a garantire anche un dinamismo dal punto di vista visivo che comunque è importante, perché il live è importante anche perché c'è una componente visiva, c'è una componente di vicinanza, che ovviamente se uno schermo con 4 quadratini che cantano fermi, non c'è. Se già si riesce a creare un dinamismo in questi quadrati con dissolvenze che scompaiono, è un compito dei registi che ringraziamo. Poi questo lo vedremo genere, anche. diciamo. C'è stato un Cosa? grande sviluppo dal punto di vista artistico, è Grandissimo diventato in sviluppo. qualche modo un genere, insomma, un Esatto, genere esatto. corale nuovo che sicuramente anche manterremo. Ma a questo Infatti punto, Obi, anche perché io e te parleremo poi anche in seguito di cose ci sarà molto tempo. interessanti, esatto, che si vedono sul web e anche di questi grandi sviluppi, perché li vedremo, e io ti direi a questo punto di lanciare il video, ma prima volevo ringraziare tutti quelli che hanno già inviato dei messaggi. Non siate timidi, anche oggi confermiamo che siamo assolutamente in diretta e a noi fa tantissimo piacere ricevere i vostri messaggi, anche i saluti, gli auguri, li vediamo tutti, quando li leggiamo ci fa molto piacere, quindi continuate a inviarli. Vai col lancio del video, Obi. It's the night before Christmas and all through the house
Not a creature is stirring, not even a mouse. The stockings are hung by the chimney with care, but hopes for St. Nicholas I wish I could share. I am new to this world, I arrived here this morn, to this beautiful planet, though beat up and torn. I don't need a gift, need no more than I've got. Hear the unspoken wish from a tiny, tiny tot. I only want the world for Christmas, the blue-green forever turning world for Christmas, to restore, to repossess, please make it last, my faith is in your hands. Oh, give me a present for the future. You could follow your heart, but you follow a whim, and fill up your stockings way over the brim, ignoring the signs in a frail crystal ball. You wish away, wish away, wish away all. The moon on the breast of the new fallen snow gives a luster of midday to objects below. Why your eyes won't see? Well, they're given all this light. I wonder, this very special night. I only want the world for Christmas, the blue-green forever turning world for Christmas, to restore, to repossess, please make it last, my faith is in your hands. Oh, give me, oh, give me, oh, give me, oh, give me, oh, give me a present for the future. Do, 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 do. Ed eccoci qua, di ritorno nel nostro studio. Colgo l'occasione anch'io per salutare e dare il buonasera a tutti gli spettatori e per complimentarmi con gli Spritz for Five. Obi, qua estendi il mio ringraziamento e il mio complimento agli altri 4. Insomma, abbiamo il 20% di Spritz in questo momento, le dosi non sono male. Ecco, il restante 80%. Insomma, dopo tutto, questi sono i cocktail corali dell'USCFVG, quindi in
in alcune parti del mondo lo spritz viene bevuto come after dinner e in questo Michał ci potrebbe essere testimone. Ecco, magari da noi si usa più come aperitivo, ma ci sta anche come dopo cena, come digestivo. Ma adesso bando alle ciance, siamo tornati nello studio, ma come vedete alle mie spalle non c'è il solito studio virtuale di Coralia Live. Ma no, c'è lo studio reale. Era finto di solito. No, non c'è lo studio virtuale, questa volta c'è lo studio reale, perché a questo punto loro della serata... pensavano fosse sempre reale. Ma era sempre reale, scusa. L'abbiamo scoperto sempre reale, scusa. Ma ce lo dici così? Mi sento molto gratificato di questa cosa, sembrava persino vero, ecco. No, questa volta si può toccare con mano, possiamo toccare con mano il cartellone di Nativitas, ecco. Quindi testimoni che Nativitas c'è e i cori a Natale ci sono anche quest'anno. Anche se quest'anno, l'abbiamo già detto, insomma, le modalità sono un po' diverse dal solito. Tutti i concerti in presenza non si sono potuti fare, ma ci siamo comunque attivati e credo con una certa soddisfazione, perché insomma abbiamo messo insieme un calendario bello, vario, interessante, e in questo va fatto un ringraziamento e un plauso ai cori che si sono reinventati. Alcuni hanno ripescato dai loro archivi materiale, registrazioni da edizioni precedenti, e l'hanno mixato, montato appositamente con dei video particolari, magari con dei video di auguri. Qualcuno addirittura si è cimentato a registrare ad hoc nei mesi scorsi, quando ancora ci si poteva comunque con qualche misura di precauzione incontrare, e hanno registrato con mascherine, con visiere, con tutte le attrezzature necessarie a farlo in totale sicurezza. E quindi una trentina di progetti si sono raccolti anche in questa 20ª. Siamo arrivati persino alla 20ª edizione di Nativitas, infatti il 2020 ci ricorda anche quello, che insomma sono 20 anni di Nativitas. 30 progetti cosa significa? Significano piccoli programmi musicali costruiti un po' come succede per Coro Vivo. Siamo più abituati in Coro Vivo ad avere i progetti da 15-20 minuti, e Nativitas ci aveva abituato a rassegne, concerti più estesi. Abbiamo voluto mettere insieme comunque questi, chiamiamoli, a me è piaciuto chiamarli happening sonori, cioè questi piccoli concertini, appunto, tematici. E perché tematici? Uno dice, vabbè, sempre di Natale si parla, sì, ma all'interno del repertorio natalizio ci sono tantissime sfumature. C'è il canto popolare delle nostre tradizioni locali, ci sono i grandi canti tradizionali, dalla Deste Fideles fino ad arrivare a Deck the Hall, fino a toccare brani anche d'autore, un Hark the Herald Angels Sing, mi viene per dirne uno, insomma, entrati ormai nel cliché dei canti tradizionali natalizi, fino a grandi pagine di musica classica o persino suggestioni e atmosfere jazz, pop e dintorni. E tutto questo è contenuto nel cartellone online che si può trovare sul sito www.uscfvg.it, e dove potete trovare, mi rivolgo agli spettatori da casa, ogni giorno un'uscita, perché abbiamo voluto programmare come fossero degli eventi. Sono registrazioni preesistenti, sono state fornite dai cori, però vengono pubblicate quotidianamente secondo un calendario ben preciso che viene aggiornato settimanalmente, perché il materiale non smette mai di arrivare. Vi posso testimoniare che nell'ora che ha preceduto questa diretta me ne sono arrivati altri 2 progetti nuovi che erano come si dice, in promessa di essere inviati, però insomma è un costante aggiornamento e quindi non è possibile fare una programmazione più a lungo termine. Quindi stiamo sul pezzo, andiamo a controllare settimanalmente quali sono le uscite di questa settimana, e sul sito si trova tutta la programmazione, compreso un elegante PDF sfogliabile dove si possono trovare le foto, i programmi, la calendarizzazione di tutto questo cartellone che non ci piace definire virtuale, direi piuttosto virtuoso, visto che ci si è riusciti comunque a... E qua cito, no, non è mia, cito Alma Biscaro che ha elaborato questo pensiero, quando il virtuale diventa virtuoso. E in questo caso, insomma, spero di poter dire che lo è. Abbiamo preparato per voi, per questa occasione, una breve sintesi, non ce ne abbiano i cori, nel senso è veramente una summa, in 3 minuti, un assaggio di quello che è il programma di Nativitas finora pubblicato e le uscite dei prossimi giorni. Ovviamente siamo in video in questo momento, quindi ci siamo concentrati sui materiali video.
ci sono anche delle registrazioni audio, ma ovviamente in diretta streaming non rendevano. E quindi abbiamo fatto un collage con i video creati e forniti dai cori. I miei amici, colleghi, volete aggiungere qualche ulteriore commento, magari mentre io condivido dei messaggi da casa, perché ovviamente, scusate, io sono un uomo, riesco a fare una cosa sola alla volta. Se parlo non riesco anche a condividere i messaggi degli ascoltatori, quindi lo faccio adesso. Grazie Pier, grazie per tutto questo lavoro e un ringraziamento a tutti i cori che nonostante tutto hanno deciso di mettersi in gioco e di fare quello che dicevo prima, appunto di perdere tanto tempo al computer per riuscire a confezionare in vari modi, insomma, questi concerti virtuosi. Però adesso io sono curiosissima di vedere questo medley che ci hai preparato. Medley è un parolone, diciamo. Ecco, vorrei usare un'altra parola che in questo momento va molto in voga, ma non vorrei bruttare l'intervento. Ecco, piuttosto che mashup, un mishot. Ecco, dai. Allora, un mishot di Nativitas. Lanciamo il Mesedop di Nativitas FVG Online 2020.
Bravo il nostro Pier multitasking, anche perché come sempre non era fatto a caso, perché questo video ha dimostrato ancora una volta quale sia la diversità culturale della nostra regione, le diverse lingue, le diverse tradizioni, allo stesso tempo i diversi generi che frequentano i nostri cori, perché si sa che la regione Friuli Venezia Giulia è molto forte dal punto di vista corale, abbiamo più di 400 cori soltanto nell'Usci, quindi immaginate quante diverse espressioni della coralità ci sono. E siccome questo servizio appunto su Nativitas ci ha riportati in qualche modo in regione, e parliamo anche di queste diversità e tradizioni, abbiamo con noi una rappresentante particolarmente esuberante e frizzante della coralità regionale, che è Caterina Chittaro, oggi qui come presidente del gruppo Costumi Tradizionali Bisiacchi. Buonasera Caterina. Buonasera Rossana, buonasera a tutti. Ma che bellissimo quel missiot, lo ha chiamato missiot, ma era veramente un bel missiot, complimenti, mi è piaciuto tanto. Ecco, adesso Pier Sono felice, sai, sono felice di essere qua stasera con questa titolata compagnia, ma soprattutto perché mi dà modo di dirvi una cosa. Il 20 di dicembre abbiamo festeggiato i 20 anni dalla nostra Costituzione. È caduta proprio in un anno disastrato. Comunque siamo felici, chiudiamo l'anno ricordando anche questo nostro grande appuntamento. Beh, allora auguri, ma soprattutto questo vuol dire che voi siete nati con Nativitas. Ma esatto, difatti mi sono ricordata di dirvelo proprio quando Pierfilippo ha detto che Nativitas era nato 20 anni fa. Sì, sì. Abbiamo invitato Caterina perché tra le varie iniziative che abbiamo visto all'interno di Nativitas e anche su altre piattaforme c'è una serie di video dell'avvento proposti proprio dal gruppo Costumi Tradizionali Bisiacchi, che unisce in qualche modo la tradizione, l'importanza anche del sociale nella coralità. Ecco, vorrei innanzitutto parlare di questo. Il vostro è un gruppo che si occupa anche di musica folcloristica, musica soprattutto di tradizione, ecco, no? Con i costumi, avete poi un gruppo di giovani e giovanissimi che state appunto educando alle tradizioni locali. Ecco, questo ciclo di video per voi è una proposta inedita o anche in passato avete realizzato progetti simili online? No, guarda, è inedita per il coro degli adulti. Solo i giovanissimi, i Diman, hanno avuto già un'esperienza proprio in pieno lockdown, quando la nostra maestra Caterina Biasiol ha ritenuto opportuno aiutare i giovanissimi, che sono quelli che assieme agli anziani hanno forse e stanno ancora soffrendo questo distanziamento sociale. Ha deciso che bisognava fare qualcosa per riunirli, e così video lezione, ha insegnato una canzone nuova che tra l'altro loro non avevano mai imparato in presenza, Se un amico, tratta dallo spettacolo musicale di Il viaggio del piccolo principe. E i ragazzi poi con gli auricolari, ognuno da casa propria, si sono video registrati. È stata una grandissima esperienza, si sono messi in gioco e secondo me sono riusciti bene. Fatto Se un amico, felicissimi del risultato, la maestra li ha coinvolti in un altro video. Hanno presentato per la festa della mamma, dedicato alle loro mamme, video registrato di nascosto, il Viva la mamma di Bennato. Quindi loro avevano una piccola esperienza, questa esperienza. Noi invece, gli adulti,
adulti, l'unica esperienza video che abbiamo imparato a fare è stata quella, sempre partendo dal lockdown, ma in diretta però, video in diretta per allietare gli anziani delle case di riposo a distanza. Ecco. Ah, quindi nelle case di riposo hanno guardato delle cose in diretta, non hanno visto i video del vostro calendario dell'avvento? No, aspetta, sono rimasta ancora, sono ancora al primo lockdown. Ancora in primavera? No, ma arriva adesso al periodo natalizio, che oggi siamo in vena di feste. Visto che i lockdown si susseguono, no? Esatto. No, esatto. In periodo di Nativitas noi avevamo fatto, come tutti, dei bei progetti presentati a Lusci, naturalmente non si è potuto fare niente. Non eravamo contenti però di presentare delle registrazioni, no, volevamo fare qualche cosa per noi, per gli altri e per coinvolgere tutti, ma soprattutto dedicare proprio qualcosa di fatto apposta agli anziani. E così la maestra Caterina Biasiol, che è un vulcano di idee, ci ha proposto insomma di fare questi video, noi un repertorio, il nostro Diman, i giovanissimi del Diman, un altro repertorio, ed uscire per le 4 domeniche dell'Avvento con 4 più 4, cioè con 8 video. La lezione si teneva il lunedì, poi ci si videoregistrava, si mandava il materiale alla maestra, che immagino, no, anzi so già che è impazzita, perché poi avete sentito cosa ha detto Marco del Spritz, cosa vuol dire mettere insieme 5, immaginarsi mettere insieme 20 più 18, insomma poi un disastro. Tutto l'avvento davanti al computer praticamente. Sì. L'evento davanti al computer. Comunque poi noi questi video li mandavamo subito cioè andavano fuori in Facebook, andavano fuori in YouTube, e i nostri ospiti delle case di riposo li mandavamo e naturalmente l'animatrice li proiettavano. Poi abbiamo anche deciso di... C'era anche l'attesa, no? Comunque ogni domenica, sì. cosa ogni domenica, sì. Un nuovo brano, una nuova regia. Esatto, e poi noi alla fine abbiamo deciso che non doveva rimanere dei video sparsi nel limbo, e abbiamo deciso di radunarli in come si chiama, un DVD, sempre però con il pensiero che noi rivolgiamo per donarlo alle case di riposo che seguiamo. Beh, ma guarda, un'ultima domanda, Caterina, perché conosco il vostro gruppo ed è un gruppo estremamente coinvolgente. Io ricordo un episodio quando avete partecipato al Salerno Festival a Matera. Ecco, voi eravate veramente una cosa incontrollabile, che giravate per le vie di Matera. A un certo punto, in pochi minuti, mi sono distratta un momento e voi avete coinvolto tutte le persone della piazza, erano tutti intorno a voi e cantavano insieme a voi dei brani che penso non fossero assolutamente della loro tradizione, ma siete riusciti a coinvolgerli. Certo. Quindi ecco, la cosa che vi domando, questo lo collego anche al fatto comunque che voi comunicate molto calore, ecco, con la vostra attività. Grazie. E questa cosa, infatti, io sono convinta che anche nelle case di riposo abbiano apprezzato moltissimo questo vostro progetto dell'Avvento. Ecco, la tradizione, quindi portare avanti dei canti di tradizione e le tradizioni in generale, anche come usi e costumi, nel vostro caso è anche un modo per ricreare un senso di comunità attraverso la musica? Ma guarda, per me e credo anche per tutti noi del gruppo, la tradizione significa conoscenza della storia, degli usi, dei costumi, della cultura di un posto. Cioè noi, tu mi stai... Cioè, quello che ti volevo dire, tu hai visto, ecco, hai fatto l'esempio di Matera, ma saremo coinvolgenti, certo, è il nostro modo di essere, il nostro repertorio,
però tu hai visto che noi indossavamo anche un costume. Il costume, a proposito di tradizione, sì, magari tu ci vedi e dici, quelli sono dei tradizionalisti arroccati magari al passato. No, il costume è un mezzo immediato, attira immediata attenzione. Quindi non sei tu che devi fare niente, sono gli altri che vengono da te e tu riesci a veicolare qualsiasi informazione. E difatti noi raccontiamo da dove veniamo, possiamo parlare di storia, di usi, costumi locali della nostra zona, facciamo in pratica anche non solo promozione culturale ma promozione turistica. Quindi la tradizione noi la vediamo sempre sì, la usiamo quasi, ma sì, virgolettato usiamo. Sì, virgolettato usiamo, ci aiutiamo a vicenda. Per quanto, cos'è che mi hai chiesto riguardo al... Voi riuscite sempre attraverso questa vostra attività a creare un senso di comunità, attraverso la musica, la danza, i costumi, cioè fare entrare nel vostro mondo le persone. Può essere anche un vostro obiettivo? Ma vedi... Ma senz'altro, noi siamo nati proprio con il preciso scopo di cantare il popolare, con qualche poi incursione in altri repertori. Però noi volutamente facciamo popolare perché il canto popolare è la voce del popolo, l'espressione del popolo. Io credo che nasca tutto da lì. Tutto è venuto dopo e penso che bisogna veramente tutelare il popolare. Il popolare raggiunge il cuore, il popolare suscita ricordi. Cioè, adesso io salto già al fatto che mi hai nominato anche gli anziani delle case di riposo. Noi abbiamo poi ti racconterò il nostro progetto eventualmente delle case di riposo, ma quello che ti volevo dire a proposito del canto popolare, del canto della tradizione, colpisce il cuore. Tu pensa che in certe case di riposo dove ci sono delle persone che affette, cioè che hanno purtroppo l'Alzheimer, hanno dei momenti di risveglio, cantano con noi, stanno un poco, continuano a cantare magari anche quando noi abbiamo smesso e poi ritornano nel loro mondo. Cioè, capisci? Cioè, tutto questo noi lo portiamo dentro e forse tu dici che comunichiamo, ma noi lo comunichiamo perché lo sentiamo. È una cosa che viene spontanea, è una logica conseguenza. Beh, grazie Caterina. Questo abbiamo parlato di uno degli aspetti importanti, anzi di due degli aspetti importanti del canto corale. Il canto corale è anche questo. E abbiamo parlato molto di tradizione, di folk, ma abbiamo scelto un brano che invece non è della nostra tradizione. Abbiamo voluto far vedere i vostri ragazzi. Cosa ci fai vedere? I Diman? Bene. Faremo ascoltare Deck the Halls, che in realtà è una carola inglese, quindi un brano di tradizione anglosassone, risale, pare, al XVI secolo, quindi di base molto antico e molto famoso anche, e quindi vi facciamo vedere uno dei video che hanno girato appunto nel web in questo periodo di avvento con il gruppo Costumi Tradizionali Visacchi, grazie a Caterina Chittaro. Questo è tempo di gioire, festeggiamo il grande
la 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 la, e speriamo buoni a tutti, la 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 la, pace, amore, tanta gioia, la 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 la. See the blazing you're before us, la 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 la. Strike the harp and join the chorus, la 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 la. Follow me in merry measure, la 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 la. While I tell you of Yuletide treasure, la 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 la. La 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 la. E rieccoci qui. Eccoci. Obi, che ne dici se parliamo anche di cose che si sono viste nel web, anzi sul web, si dice nel web o sul web? Credo, perché è tipo la ragnatela, no? Io guardo nella ragnatela se ci sono le mosche. Ah, beh, mi piace come spiegazione. Ecco, che avete visto voi di particolare in questo periodo? Beh, c'erano tante cose interessanti. Io purtroppo sono arrivato tardi perché avevo esami fino al 23 dicembre. La e solita quindi- scusa degli studenti, che poi sembra che io sia la nulla facente che invece stava lì a navigare. Poi, Scusate. oltretutto, cioè, è vero, Obi, che quando, allora, se uno ti dice vai a cercare qualcosa di corale, di divertente per Natale nel web di nuovo, ecco, vedi, cioè, tu cosa vai a cercare? Io vado a cercare i gruppi vocali, automatico, non vado a cercare i cori, perché effettivamente, sai, il coro Va magari bene. sarà una cosa Devi andare a carina. cercare Nativitas, Nativi, Esatto. ricordo che c'è il Prima cartellone, cosa, cori in prima rete. cosa che cerco è Nativitas. Proprio, Ma Nativitas proprio lo l'altro dà per giorno scontato. per Poi- Natale ho sentito i miei amici americani e faccio hello, hello, how are you? Oh, we're fine. Questi americani parlano, non si capisce niente. E poi mi fanno, oh, I heard Nativitas, Friuli Venezia Giulia, wow, very nice. Sei, bravi, bravi. E mi hanno detto loro, ascolta Nativitas. Io ho detto, sì, adesso ascolto, tranquillo. Quindi è international. Ma a proposito invece di gruppi inglesi, ecco, ho visto quest'anno molte cose anche on demand, quindi a pagamento, magari i gruppi quelli veramente bravi, no? Fanno magari dei concerti con grandi ospiti, concerti virtuali che poi o comunque fanno a pagamento oppure per beneficenza. E poi ho visto una cosa invece particolarissima, non so se l'avete vista anche voi, hanno riaperto la cattedrale di Notre Dame de Paris in occasione di queste feste e il coro della cattedrale ha fatto una piccola esibizione ed erano tutti ovviamente con gli elmetti, con i caschetti di protezione, quindi erano vestiti appunto non con la loro uniforme corale e hanno cantato nella cattedrale in restauro. Forse è stata una delle cose più particolari che ho visto durante queste feste. Comunque è un bel messaggio perché dal punto di vista della nascita è proprio quello che ci vuole da tutti i punti di vista, sia la cattedrale di Notre Dame sia del mondo. Però sì, speriamo bene, insomma, sia per il mondo sia per la cattedrale di Notre Dame. E la musica è sempre la cosa che ci dà un messaggio importante. Cioè la musica è il linguaggio che arriva subito, è incredibile questa cosa. E la musica vocale in particolare, la musica corale ancora di più, corale o gruppi vocali, insomma. Ma a proposito, sai che mi è venuta voglia di cantare? Nel video di Nativitas c'era a un certo punto anche, no? Sembrava un sing-along perché in uno dei gruppi c'erano le parole sotto ed è automatico, no? Hark the Herald Angels sing. C'è anche in italiano. Hark l'Araldo Angelo canta. Che mi viene in mente adesso, e saluto gli amici della corale caminese, non vorrei che le avessero messe perché cantando con la mascherina magari la dizione non era proprio uno non poteva leggere il labiale in caso di dubbi, e allora meglio metterci le parole. Ciao famiglia Zorzini e tutta la corale caminese, ovviamente stiamo scherzando. Abbiamo sentito tanti gruppi. E poi durante la quarantena ci sono i King Singers che anche hanno fatto tantissime cose molto interessanti. Cioè anche prima, cioè già da marzo sono presi e hanno detto siamo ognuno a casa nostra, poi non vivono tutti a Londra. I nuovi King Singers sono tutti giovanissimi, cioè tipo li guardi, come? Però non so
se avete visto, c'è quel video, io penso che sia di adesso, con il coro del collegio di King's College praticamente, dove ci sono i bambini e ci sono loro, e sono questa formazione di adesso, quindi probabilmente quella era un'esibizione, diciamo, una registrazione all'interno della abbazia, ma era molto suggestiva, perché c'erano i Kings appunto da quasi, no? E sì, le due file di ragazzi, molto bello, andate a cercarlo. Scusa, ho interrotto. No, niente, cioè, sì, scusami. Figurati. Cioè, è proprio interessante la quantità di materiale che comunque, malgrado siamo fermi, si sia riuscita a trovare e stia continuando a uscire. Sia materiale appunto ripescato da prima, come abbiamo visto prima con Nativitas, sia creato ad hoc, o nei mesi in cui si poteva cantare con i distanziamenti, sicurezza, eccetera, come gli amici dell'Angelo Araldo di prima, oppure cose fatte a distanza, che ovviamente non è come un concerto live, ma in procinto di andare a fare concerti live, speriamo presto, se ci sarà una buona e adeguata campagna vaccinale. E quindi, insomma, dovremmo iniziare a cantare, spero presto da questo punto di vista. Io vorrei cantare anche con i King Singers, se ci fosse l'occasione. Non so se mi prendono, però il problema allora, ascoltiamoli, accontentiamo di ascoltare. Rossana, se ti può interessare, è un centro specialistico del cambio del sesso, quindi potrebbe essere un ottimo inizio. Potrebbe essere baritono. Beh, i baritoni servono sempre, i tenori servono di più, però il mio posto è già prenotato, mi dispiace. Allora, cosa ascoltiamo adesso? Che ci proponi, Obi? Abbiamo trovato un brano dei King Singers, molto semplice, molto conosciuto, che è il Gaudete, e anzi vi invitiamo a cantarlo tutti con noi, perché Gaudete, Gaudete, Christus et natus, ex Maria Virgine, Gaudete, lo conosciamo tutti. Questa è la parte del tenore, poi uno canterà proprio. Noi entriamo nel refrain, quindi, no? Quando c'è il solista siamo zitti. Ogni ritornello cantate tutti, con i microfoni aperti. No, aperti no. Lars. No, direi di no. Abbiamo i microfoni, però contiamo. E anche a casa, mi raccomando, io vi ascolto, vi sento tutti. Pronti? Pronti. Andiamo col sing-along? Via. Assolutamente. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete, 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 Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Tempus est gratiae, hoc quod optabamus, carmina laetitiae devotere damus. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Deus homo factus est natura miante, mundus renovatus est a Christo regnante. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Ezecheris strada petrantitur, unde lux est orta salus invenitur. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Anno nostra conscios salatione nostro, benedicat Domino salus regi nostro. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. E i King Singers ci hanno dimostrato ancora una volta che quello che cantiamo si legge anche nel volto, quindi una grandissima gioia. Cercate anche online altri video, hanno creato diversi di questi video sing along. E invece noi adesso parleremo di un'altra gioia. Intanto salutiamo il nostro super ospite Alessandro Cadario, buonasera. Buonasera a tutti. Benvenuto a Coralia Live.
E la gioia della quale parliamo è il grande successo del mashup che Feniarco ha lanciato proprio per queste feste. È uscito il giorno di Natale. Attualmente questi sono i dati di oggi e sono a 53.000 contatti su Facebook, 400 condivisioni e circa 8.500 visualizzazioni su YouTube. Parliamo di un video creato dalla Hobos Factory, il montaggio invece dell'audio è stato di Diego Ceruti e l'arrangiamento, ovvero questo mashup, quindi questa sovrapposizione, questo mix di brani diversi, è appunto firmato da Alessandro Cadario. E parliamo immediatamente di questo, entriamo nel vivo di questo mashup. Ecco, quando si scrive per un coro che non ha delle caratteristiche precise, perché non sai chi parteciperà a questa iniziativa, no? Quindi non sappiamo quali competenze abbiano i vari coristi. Ecco, si pensa da arrangiatore, da autore, a uno standard generico o si immagina di venire incontro a esigenze più elementari? Ma credo, io normalmente cerco di sapere il coro o i gruppi per cui scrivo, questo penso sia abbastanza naturale per un compositore, è sempre stato così, sapere i gruppi per cui si scriveva e quindi anche in base a quello sapere quali strumenti poter usare al meglio. In questo caso specifico, per ragioni soprattutto di tempo, perché è stato un progetto lampo, secondo me la nota più rilevante di questo progetto non è tanto la qualità, che secondo me è stata ottima, quanto il fatto che siamo riusciti a farlo in tempi, diciamo, da record. E proprio per questo motivo abbiamo deciso di avere, diciamo, almeno 3 layer di difficoltà, in modo tale da lasciare a tutta la variegata coralità italiana la possibilità di partecipare anche con una linea molto semplice, semplicissima, perché la parte del coro unisono ha una voce, sia uguale per i maschi e per le femmine, insomma una voce unica, e aveva un grado di difficoltà base, nel senso che erano semplicemente le melodie così come erano naturali, originali di 3 brani. Quindi quella parte era veramente semplicissima da registrare per poter partecipare. Poi c'era un livello intermedio, cioè un livello ancora facile per i bambini, e poi quindi sempre una voce, sempre molto semplice, parlando di melodie e mai di parti originali di accompagnamento. E poi c'era un livello intermedio e più difficile per il coro femminile a 2 voci, e poi invece per il coro a 5 voci misto, quello era un livello, diciamo, un pochino più complicato. Però diciamo, una cifra che mi piace molto è quella di raggiungere una certa complessità compositiva attraverso elementi semplici. E questo, come un po' nella natura delle cose, no? Il complesso si ottiene attraverso elementi che di per sé sono molto semplici, e così come per esempio è stato forse il mio pezzo, quello tra virgolette corale più complesso, che è il concerto per 8 cori, che raggiunge anche oltre le 40 parti reali, ma le singole parti sono molto semplici. Un po', ecco, in piccolo anche questo arrangiamento, anche questo mashup rappresenta un po' questa estetica. E i brani che sono stati scelti per appunto mesharli, che brani sono? Li hai scelti tu? Sono stati proposti? Perché ci sono tradizioni diverse che si mescolano in questo brano. Sì, allora l'unico punto di partenza certo era quello di inserire almeno un brano originale in italiano, che poi è il brano forse chiaramente più famoso, che è Tu scendi dalle stelle. E chiaramente questo è stato il punto di partenza. Poi ho voluto inserire Feliz Navidad perché quest'anno ricorrevano i 50 anni dall'uscita di questo brano, che è un po' un'icona del Natale, soprattutto poi nella ripresa dell'arrangiamento di Michael Bublé. Quindi questi sono stati un po' i due cardini, certamente rappresentando la coralità italiana nazionale, una coralità varia nello stile, quindi non poteva essere un brano solo tradizionale, natalizio, pop, e doveva esserci certamente qualcosa di classico. Allora, nel cercare di trovare il giusto equilibrio tra tutti questi elementi,
e i diversi organici, è finito che siamo partiti con una parte un pochino più classica, e quindi tra le carols più famose classiche sicuramente Cantique de Noël di Adam, che è un operista importantissimo, insomma un grande compositore vocale, e ha scritto questo brano che originariamente è per voce e pianoforte, e ha una grande tradizione di diffusione nei nostri cori, quindi presentato nella sua lingua originale in francese, che trova un incastro con invece un'altra famosissima Carol of the Bells, che è un'altra carol che è molto diffusa tra i nostri cori. E questa prima parte un po' più classica, e poi invece Tu scendi dalle stelle, per togliere anche quella patina un pochino, diciamo, vecchia, è finito in mashup con A Sky Full of Stars. E magari qualcuno si è anche chiesto cosa c'entrano i Coldplay con Tu scendi dalle stelle. Ecco, in questo caso niente, ma come del resto la bellezza di un quodlibet, cioè di un divertissement, è proprio quella di potersi liberamente folleggiare tra i repertori, e nel puro spirito del divertimento, e sia per chi ascolta che le stelle anche, oltretutto le stelle ci sono, per cui in qualche infatti, modo... ecco, in questo caso il riferimento, diciamo, il ponte modulante, in questo caso il nesso è proprio nel titolo, nel testo. E tra l'altro devo dire la verità che come la giravo Tu scendi dalle stelle all'inizio, volevo metterla ai bambini, non funzionava, dava subito quel non so che di cambio video. E allora anche per così, a un certo punto è arrivata questa idea con Sky Full of Stars, e poi siamo arrivati nel finale. Devo dire che ho inserito l'introito della messa di Natale Odie Christus Natus Est proprio in omaggio, sapevo che ci sarebbe stata questa serata, allora che partiva dal gregoriano, e ho detto perché non inserire anche questo elemento che fa da congiunzione. Diciamo che la struttura del pezzo ha questi 3 brani fondamentali, e poi in mezzo ha diverse citazioni più brevi, insomma, per un totale comunque sono 10 pezzi nascosti più o meno nel brano. Mi sono divertito molto a farlo, ed è stata una grande emozione sentire appunto in così poco tempo il capire il potenziale che tutti assieme abbiamo. Ecco, questa è stata forse la cosa più interessante. Non penso che i virtual choir siano una necessità del momento, ma penso che siano l'unica soluzione che abbiamo. I professionisti hanno anche gli streaming live, che noi, insomma, non è che possiamo tanto fare, un po' per la normativa, un po' perché hanno dei costi abbastanza proibitivi per la messa in onda con una certa qualità audio-video. Quindi l'unica possibilità è questa, e il fatto che sia una cosa giusta, ecco, lo scopo non è stato tanto stupire gli ascoltatori che poi ascoltavano, ma per quanto riguarda anche il mio coro è stato di stupirci noi, cioè di stupirci noi per quello che possiamo fare assieme, che è la bellezza di quando ci troviamo a fare musica, anche in questo momento, quindi un assieme distanziato, ma la bellezza, è quello che mi hanno anche un po' sottolineato un po' i miei coristi, è stato quest'anno di averli traghettati in un certo qual modo, facendo comunque questi progetti che sono un progetto insieme, che in un certo qual modo è la stessa cosa che fare un progetto dal vivo cantando. Ecco, in questo caso è un progetto un po' demandato, però intanto ci siamo traghettati con uno spirito di appartenenza e con una bella gioia di stare insieme fino a questo momento, e speriamo ovviamente che il prossimo anno ci troveremo a cantarlo dal vivo, questo mashup, tutti assieme. Esatto. No, ma senz'altro quest'anno hai realizzato alcuni dei cori virtuali più originali, più interessanti che abbiamo visto appunto online, ma quello che mi chiedevo, ecco, proprio l'ultima domanda, i cori virtuali sono stati tantissimi, quindi c'è anche una necessità in qualche modo di essere originali, di creare qualcosa di diverso. Insomma, il coro virtuale diventa interessante quando non soltanto a livello musicale, ma a livello proprio di costruzione dell'intero pacchetto diventa anche una sfida in qualche modo, come un genere artistico a sé stante. Sei d'accordo? C'è stata questa idea anche nella realizzazione dei vostri video, che sono molto interessanti, molto belli.
Ma dunque, sicuramente io sono abituato a non occuparmi di ciò che non conosco e cerco di vivere la coralità in maniera amatoriale nel cuore, ma in maniera professionale nelle modalità, quindi non professionistica, ma professionale. Quindi sulla parte video di cui io sono, anche se posso avere un istinto, delle idee, non sono un tecnico, io ho sempre cercato collaborazioni dalle più semplici, da una corista per esempio che ha fatto questo percorso di studi e che quindi ci ha dato una mano con i primi video, fino a poi Damiano Micheletto, che è un regista professionista con tutti i montatori della Rai per uno dei video che poi è stata una commissione appunto di Rai 5. Però questo era per dire che sicuramente è un lavoro che anche un po' esula da quello del direttore di coro in senso stretto, perché deve abbracciare anche più professionalità e uno deve sapere, come per esempio nel caso di questo di Feniarco, quali professionalità mettere in rete per poter realizzare una cosa così, perché altrimenti, quello che dicevo prima, si rischia di avere una bella idea ma di veicolarla male, perché non è che dà fastidio l'amatorialità dei nostri coristi, ma quando si lavora in questo settore che è anche molto concorrenziale, si rischia di comunicare male la nostra amatorialità, che è un'altra cosa, perché la ricchezza della nostra amatorialità deve essere comunicata al massimo, proprio perché ha un valore superiore rispetto alla commercialità di altri prodotti. Questa è la mia opinione, ovviamente. Questo per dire che più che cercare la cosa che stupisse o che facesse la differenza rispetto ad altri cori, diciamo che l'idea era quella di fare un prodotto artistico che fosse coerente nell'immagine, nel suono e nel rapporto tra l'immagine e il suono, come poi di fatto è quello che ci piace di tutta la musica vocale, perché il madrigalismo intrinseco che sta alla base di tutta la nostra musica vocale, cioè quel rapporto tra musica e parola, in questo caso diventa il rapporto tra parola, musica e immagine. Ma io penso che quest'anno, che sia stato un anno un po' perso per i nostri cori, e anche spero che non sia un anno, diciamo, che ha anche fatto interrompere alcune esperienze, spero di no, soprattutto penso ai tantissimi cori scolastici e di bambini che magari hanno fatto molta fatica a trovarsi con le modalità online, spero proprio di no, però ci ha un po' insegnato, e forse spero che questo know-how resti, a comunicare, a magari fare dei progetti che abbiano anche una piccola attenzione rispetto a questi elementi dei social, del networking, delle collaborazioni con altri artisti per la parte visuale, di luci. Ecco, penso che questo ci apra ad altri mondi, non può far altro che crescere, far crescere la nostra qualità amatoriale, che poi è quello alla fine a cui tutti aspiriamo, cioè il fatto che ci siano sempre più bambini, sempre più giovani, sempre più persone di tutte le età che cantano assieme, e questo è un po' lo zoccolo duro, come ho avuto modo di dire in tante interviste e in tante modalità, della nostra cultura musicale italiana, che non è fatta la cultura di base di quelli che sono in conservatorio, quello è il professionismo. Abbiamo pure troppi conservatori, se vogliamo, siamo quelli che ne hanno forse di più di tutti, non possiamo lamentarci affatto, ma siamo quelli che hanno meno di tutti diffusione della cultura musicale di base, cosa che fa purtroppo ad oggi in maniera sistematica solo la Feniarco e l'Ambima, da un punto di vista proprio del nazionale capillare nel territorio. Quindi diffondiamo la cultura, creiamo reti, creiamo collaborazioni, incoraggiamo le persone a cantare bene, a trovare le giuste collaborazioni per vedere valorizzato il loro lavoro, come è successo appunto nel mashup di Feniarco, il Christmas Choral Mashup. Se non siete tra le decine di migliaia di persone che l'hanno già visto da Natale a oggi, ve ne faremo vedere un brano, un pezzetto, però vi invitiamo, se non l'avete già fatto, appunto a guardarlo per intero, perché poi c'è anche un finale secondo me molto significativo e molto bello. Quindi accogliamo l'invito di Alessandro Cadario ad aprire gli occhi e il cuore alla sorpresa anche di questo mashup natalizio. Grazie Alessandro Cadario. A voi, auguri a tutti. Hark how the bells ring, sing the bells, songs seem to say, throw our cares away. Christmas is here, bring good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong and dong, that is the song we joyful ring. Oh, caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound, for here and there, telling their tale. Hey, merry, why people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. On this and on with a tender, joyful tone to every home.
Navidad, próspero año y felicidad. ¡Wow! Feliz Navidad. Feliz, feliz, Feliz Navidad. feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Celebremos juntos la vida y que viva la alegría. Singing a new song. Let it snow, let it snow, let it snow. E non ci si stanca mai di guardarlo, vero Carlo? Questo video è veramente Bellissimo, bellissimo. bellissimo. Trasmette una gioia, bellissimo. Complimenti a tutti. E siamo qui con Carlo Berlese, il nostro presidente dell'USCI Friuli Venezia Giulia, per questa ultima parte di questa lunghissima trasmissione natalizia, diciamo, delle feste più che natalizia. E io mi ricollegherei a quello che ha detto Alessandro Cadario. A un certo punto ha detto che lo scopo di tutte queste cose che stiamo facendo non è tanto quella di un risultato finale, però è dello stupirci di quello che riusciamo, di quello che possiamo fare assieme. Io penso che questo possa riassumere anche tutto quello che è stato quest'anno per la coralità del Friuli Venezia Giulia, perché davvero abbiamo fatto tante cose che non avremmo mai pensato di poter fare prima di questa situazione così surreale, diciamo così, che stiamo ancora vivendo. Io ti chiedo di fare un po' un bilancio rispetto a quello che è stato il 2020 da questo punto di vista, ma anche poi pensando a quello che possiamo. Ti concentro due domande in una perché vedo che siamo con i tempi, stiamo andando un po' al di fuori di quello che ci eravamo ripromessi di fare. Cioè, abbiamo fatto delle cose e soprattutto abbiamo imparato delle parole, o meglio, degli atteggiamenti che sarebbe bello riuscire a portare anche avanti, no? A portare poi nel 2021 e anche oltre. Cose come per esempio la capacità di avere pazienza, di aspettare, di cercare di andare, di scavare in profondità, di cercare un po' come si fa di solito d'inverno, no? Che si consuma, tra virgolette, si utilizza tutto quello che si è riusciti ad accantonare nelle stagioni precedenti. Ecco. Quindi un bilancio alla luce di queste due cose, lo stupore per quello che abbiamo fatto e quello che possiamo portarci poi nel 2021 e anche oltre. Sì, il 2020 sicuramente sarà un anno che non dimenticheremo perché ci ha portato delle cose inaspettate, delle situazioni veramente molto difficili e molto di grande sofferenza per tutti, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista economico, dal punto di vista delle relazioni, da tutti i punti di vista. Però come tutte le esperienze, anche le più terribili, generano in noi delle reazioni, delle possibilità e ci fanno scoprire delle forze che non abbiamo. Io credo che da questa esperienza così forte abbiamo potuto imparare tante cose. Prima di tutto, l'ho detto altre volte, anche abbiamo imparato quanto sia importante quello che facciamo, il nostro canto, il nostro modo di esprimersi, perché ce ne accorgiamo solo quando è stata la prima volta che ci è stato negato. Nella mia vita io ho sempre sentito cantami qualcosa, nessuno mi ha mai detto smetti di cantare.
è stata la prima volta che ci hanno detto smettete di cantare perché non si può. Ma noi abbiamo continuato sempre a cantare col cuore, con il nostro modo di essere, con il nostro modo di sentire, e quindi ecco che la nostra creatività ha dato il via a tanti altri progetti e queste cose. Dopo, come dicevi tu, abbiamo scoperto delle dimensioni nuove, il fatto di rallentare, il fatto di fermarsi, il fatto di guardare da un'altra parte, di essere costretti a magari stare chiusi tra le mura di casa, ci ha portato a vedere quante cose ci possono essere, quanti tesori abbiamo che non li guardiamo più perché siamo presi dalla corsa del nuovo, di cercare sempre di uscire, no? Di uscire, di vedere cose nuove, eccetera. Naturalmente il nostro è stato un isolamento anche fortunato da un certo punto di vista, perché con la possibilità della rete abbiamo mantenuto rapporti, abbiamo potuto parlare, vedere, comunicare con le persone, abbiamo capito quanto è importante comunicare e quanto importante sia la qualità della comunicazione. Abbiamo imparato, abbiamo riflettuto molto sulle nostre possibilità e quindi abbiamo capito che ogni passo va pensato, va progettato, va soppesato, perché stiamo parlando di materie importanti. Il canto corale, l'attività dei nostri cori sono attività che riguardano persone, sensibilità, pubblico, ambienti, relazioni. Mi è piaciuto molto il riferimento che ha fatto Sandro Cadario, che è un professionista di altissimo livello e che riconosce l'importanza dell'amatorialità. L'amatorialità non è fare le cose non da professionisti, ma farle con questo spirito, farle con lo spirito del dono, con lo spirito dello stupore di avere dentro di noi una ricchezza di questo tipo. Ecco, noi siamo portatori, secondo me, abbiamo capito che senza bellezza e senza amore non abbiamo futuro, non abbiamo la felicità, non la troveremo mai, se mai potremo trovarla. Quindi io anche ho fatto gli auguri di Natale ai miei amici su Facebook, ho scritto vi auguro di incontrare amore e bellezza, perché questo è quello che si incontra quando si canta, perché lo sentiamo nascere dentro di noi e gioiamo quando lo vediamo riverberarsi su chi ci ascolta. Ecco, questa è la cosa che ci è più mancata di più di tutto, ma sono convinto che quando partiremo con uno slancio incredibile, che dovremo stare attenti a non esagerare, perché la voglia di esprimersi sarà enorme e questo accadrà senz'altro. Io volevo in questa occasione un po' così ufficiale ringraziare tutti i cori per quello che per come si sono comportati. Abbiamo dimostrato di essere un sistema compatto, coeso. Ogni volta che abbiamo mandato delle direttive così, delle linee guida, diciamo, cerchiamo di fare così, tutti si sono responsabilmente attenuti, non c'è mai stato bisogno di redarguire nessuno per comportamenti fuori dalle righe, e quindi una grande scuola di vita, di socialità. Siamo stati, sinceramente abbiamo dato un buon esempio, la coralità ha dato un buon esempio nella nostra società di oggi. No, ci hanno chiesto di stare fermi, di aspettare, e noi abbiamo fatto un passo indietro e stiamo aspettando. Però abbiamo aspettato con grande attività, cercando di renderci utili, cercando di portare la solidarietà, come abbiamo visto nel caso del gruppo di Costumi Visiachi, anche nelle case di riposo, che sono stati luoghi di grande sofferenza in questo periodo. Abbiamo cercato di collaborare anche a distanza con tutti questi artifici tecnici. Abbiamo cercato di essere più vicini a tutti anche con la trasmissione, iniziative come questa, ce ne sono state tante, quindi io posso solo ringraziare tutti quanti chi si è messo in gioco, i nostri collaboratori, in questo caso lo staff di Coralia Live. Siete stati magnifici, perché ad ogni trasmissione nasceva sempre un'idea nuova per farne un'altra, eccetera, e sono convinto che starete già pensando alla prossima edizione del 2021. Che dire, io ho scoperto
un'associazione vivace, una fonte continua di stimoli, di cose da fare in questi giorni che si fa un po' il bilancio delle situazioni, che sto mettendo in ordine tutte le idee che sono in cantiere, che aspettano di essere, non vi dico centinaia di stimoli che sono lì a aspettare di trovare, di venire a galla al momento giusto per essere messi in pratica. Questa è la nostra ricchezza, perché noi facciamo con passione, col cuore e con grande trasporto. Quindi un grazie a tutti, un grazie ai cori, non abbiate paura che presto si tornerà a cantare e presto si tornerà a sorridere nel canto, col canto, e sentiremo, sono convinto che nei prossimi concerti ci sarà il pubblico che canterà con noi, tanto è l'entusiasmo che riusciremo a trasmettere. Grazie a tutti e auguri di un sereno 2021. Grazie mille Carlo, quindi una bella dose di ottimismo sicuramente, in qualche modo ne verremo fuori, no? Se riusciremo a fare qualche cosa di concreta. Io ti ringrazio e concluderei questa piccola parte con un ascolto. Lo vuoi presentare tu, visto si tratta di un appuntamento ufficiale in qualche modo? Sì, è la Deste Fideles, un classico canto di Natale che abbiamo proposto in un progetto speciale di Nativitas con l'orchestra del Conservatorio di Udine, diretta dal maestro Walter Temel, i cori dell'Usci Friuli Venezia Giulia, e l'arrangiamento del brano è del maestro Virginio Zoccatelli.
E si conclude così, con questa musica piena di luce e con un applauso di tante persone che ascoltano un grande organico, questa puntata delle feste di Coralia Live e tutto il ciclo 2020 di Coralia Live. Ne abbiamo avuto 2, appunto come ha detto il nostro presidente, è stata una delle nuove avventure che abbiamo voluto intraprendere per cercare altri modi per stare insieme a voi e parlare di musica corale. Ed è stata un'avventura che ci è piaciuto molto vivere, quindi grazie a tutti voi che ci avete seguito in questi mesi e anche in queste ultime settimane della seconda edizione di Coralia Live. Sappiamo che molti di voi sono stati degli affezionati della trasmissione, abbiamo avuto degli ottimi ascolti e sapete che le puntate sono tutte in podcast, pubblicate sul sito dell'Usci Friuli Venezia Giulia, potete rivederle o potete anche guardare magari o rivedere a puntate questa lunga puntatona che abbiamo realizzato oggi. Io ringrazio moltissimo i nostri grandi ospiti di questa puntata, Michał Sławecki, Alessandro Cadario, Caterina Chittaro e Carlo Berlese. E vorrei invece abbracciare virtualmente tutti i coautori e co-conduttori di questa trasmissione, Marco Obersnel, Lucia Vinzi e il nostro regista factotum Pier Filippo Rendina. Alla fine non possiamo che guardare con stupore, con meraviglia e con grande speranza il nuovo anno che sta arrivando e riprendendo proprio le parole del presidente Carlo Berlese, il 2021 sarà sicuramente un anno nel quale ci chiederanno di cantare. Cantate per noi e per incontrare, come dice appunto il Presidente, di nuovo amore e bellezza. Li abbiamo incontrati anche in quest'anno, ma il prossimo anno potremo farlo cantando. Buon canto a tutti e buon 2021. Arrivederci.